L'impatto delle Olimpiadi sul mondo dell'economia e del lavoro è molto importante. 14.000 sono i posti di lavoro generati e circa 20.000 le imprese coinvolte in questo grande evento. Secondo l'elaborazione dell'Ufficio Studi di Confartigianato Imprese Veneto sui dati dell'Università Ca' Foscari, le Olimpiadi genereranno per il Veneto oltre 1 miliardo di euro di investimenti, 1 miliardo 461 della produzione, 839 milioni di euro di PIL e nuovi posti di lavoro. In Veneto infatti operano 581 imprese artigiane della filiera dello sport system con 1428 addetti e una dimensione media di 2,5 addetti per impresa. Una filiera che spazia dalla produzione di biciclette, abbigliamento sportivo, nautica fino ai servizi, alla riparazione e alle attività sportive. Il Veneto è artigiano. Il Veneto è l'artigiano e credo anche che le Dolomiti e in particolar modo Cortina d'Ampezzo 70 anni dopo rappresentano proprio questa artigianalità, perché non si parla di una metropoli, si parla di una perla, si parla di una piccola area che però sa attrarre e sa ricevere un'importante iniziativa come le Olimpiadi 70 anni dopo e quindi essere, diciamo, al centro del mondo un'ulteriore volta. In questo scenario si inserisce il Suono degli Artigiani, il progetto culturale che Confartigianato Imprese Veneto porta a Cortina durante le Olimpiadi invernali, il 15 febbraio e il 7 marzo a Casa Veneto. Un viaggio immaginario attraverso dei video particolari, perché sono video dove c'è solo il suono delle botteghe, del lavoro delle mani, delle macchine. Il percorso di Confartigianato prosegue anche durante le Paralimpiadi invernali in programma il 13 marzo a Verona. Avremo Andrea Lanfri, che è un paralimpico, un ex atleta olimpico, in cui è andato sotto i 12 secondi nei 100 metri piani e non ha entrambe le gambe, gli mancano 7 dita delle mani, ma insieme al suo mental coach Luca Montanari sono andati sull'Everest. Avremo anche Anna Polinari, una normodotata e correva i 400 metri, che ha partecipato alle Olimpiadi di Tokyo e di Parigi.